9 gli artisti cinesi coinvolti nella mostra collettiva A Gift to Marco Polo, evento collaterale della 53esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, ospitato dalla VIU, Venice International University. Per alcuni studiosi Marco Polo non è esistito, nel senso che non è mai stato in Cina, però dal diario di Marco Polo noi possiamo ricavare tantissime informazioni ed è uno degli elementi importanti che hanno fatto progredire le relazioni internazionali tra l'Italia e la Cina. Oggi in questa mostra vengono presentati 9 artisti cinesi, 9 artisti contemporanei che portano le loro opere utilizzando materiali, tecniche diverse per restituire a Marco Polo quello che Marco Polo ha dato all'Occidente, e quindi è l'Oriente che restituisce un regalo importante all'Occidente per continuare questo contatto reciproco. 不同的艺术家用不同的方式、材料来表达东西方之间相互的认识、沟通和理解。 A Gift to Marco Polo, che tradotto significa un dono a Marco Polo, il titolo della mostra, che vuole essere insieme omaggio alla città di Venezia e occasione di dialogo fra Occidente e Oriente, nel quale simboli espressivi delle due diverse culture vengono mescolati insieme e rielaborati in chiave contemporanea, per rappresentare la complessità dei rapporti fra Est ed Ovest. Curatori Lu Peng e Achille Bonito Oliva, che sono intervenuti durante l'inaugurazione della mostra descrivendone ampiamente le ragioni e il significato. Abbiamo portato un gruppo di artisti qui a Venezia per affermare un valore, la coesistenza delle differenze, la possibilità di un dialogo tra
Oriente e Occidente è l'affermazione che l'unica guerra che noi vogliamo è quella del confronto fra le nostre culture, perché è una guerra pacifica e diciamo fertile di risultati e di incontri. Viva l'Italia, viva la Cina!